eccoci rientrati, noi abbiamo gustato e degustato e girando tra i vari stand dei nostri maestri cioccolatieri abbiamo incontrato anche il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, che è il fautore di questa iniziativa. Da 3 anni, presidente, Confartigianato propone nelle maggiori piazze di Treviso questa manifestazione. Una manifestazione che continua a crescere e che ha un carattere importante. Si parla di cioccolato puro di marca, è un aspetto fondamentale. Certamente si spenderà qualcosa in più rispetto ai prodotti industriali, però qui abbiamo un valore aggiunto, che è un protocollo di lavorazione dato dall'Accademia, dalla CAI, Accademia Cioccolatieri Italiani, e quel valore aggiunto nel sapere che cosa mettiamo in bocca. Mettiamo in bocca la qualità. Sta entrando in vigore una normativa europea che prevede che si possano vendere i gelati che non si sciolgono più con una proteina del merluzzo geneticamente modificata. Ecco, questo è quello che sta succedendo e noi come associazione dobbiamo proprio impegnarci maggiormente perché questo non avvenga. Lo facciamo con delle manifestazioni per far conoscere alla cittadinanza quali sono i prodotti tipici e nei vari livelli, dal livello regionale al livello nazionale, ci devono essere quelle azioni a tutela dei prodotti artigianali, a tutela della qualità, soprattutto a tutela di quelle imprese che sono la ricchezza del nostro paese. L'80% delle imprese italiane sono imprese artigiane, piccole. In Veneto gli artigiani che si dedicano al prodotto e alla lavorazione del prodotto tipico e del prodotto di qualità, come stanno? Ma ci sono dei numeri abbastanza importanti, il settore dell'alimentazione e della trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato, quindi in questo caso il cioccolato, ma anche dai formaggi, dai dolciumi e quant'altro, come dicevo ha una sua base direi molto importante. Si tratta di svilupparla. Noi abbiamo un elemento di riferimento che è questo. In questo momento stanno aprendo più imprese legate al settore dell'agroalimentazione e certamente le imprese artigiane ci sono dentro in questo settore. Bisogna continuare a incentivare questa tipologia di impresa. Quindi lunga vita a questo tipo di eventi. Lunga vita a questo tipo di eventi. Cioccolato di Marca chiude gli eventi di Confartigianato per il 2009, ci diamo appuntamento in primavera con Gelato di Marca. Ecco, e noi ci saremo senz'altro. Presidente, la ringraziamo per essere stato con noi, grazie a tutti gli artigiani trevigiani e veneti. Appuntamento alla prossima settimana con Cronache Trevigiane e vedremo quale altro evento succulento riusciremo a scoprire per voi. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.